Abbiamo trovato Giulia morta ammazzata, e ammazzata da una persona che probabilmente non ha dato mai la percezione di sé come un individuo pericoloso, anche se sono convinta che Giulia avesse individuato alcune problematiche. E allora io dico, porca miseria, non abbiamo ancora imparato, e le dico anche alle istituzioni, non abbiamo ancora imparato a farci proteggere e a proteggere. Così da Caorle la richiesta alle istituzioni di Annalisa Minetti, modella, cantante, scrittrice e campionessa paralimpica. Tra cordoglio, rabbia, impotenza e voglia di dire adesso basta, anche Laura Pausini. Educa tuo figlio, sottolinea, indicando anche il numero antiviolenza 1522. Le fa eco pure l'attrice Valeria Solarino. A che serve gridare all'inasprimento delle pene se siamo già morte? Credo che l'unico modo per sradicare questo virus sia educare al rispetto della donna. Scrive. Tantissime le star che in queste inquiete ore si stanno mobilitando per Giulia Cecchettin. Sui social il pensiero di un'altra veneziana come lei, Federica Pellegrini, nelle foto al tramonto col pancione, l'esortazione alla sua bimba che arriverà a breve. Spero di riuscire a proteggerti, dice, a renderti forte, ma soprattutto ti costringerò a sentirti libera. Per tutto il resto ci pensa papà. Giulia, perdona tu e tutte le donne uccise per mano di un uomo incapace di accettare la fine di una storia. Così Alba Parietti, pubblicando la foto di Giulia abbracciata alla sua mamma. A concludere con un monito alla Minetti: non inneggiamo all'odio e alla violenza, dice, pensando al fratello di Filippo Turetta. A oggi abbiamo due famiglie completamente distrutte, un fratello da poco diciottenne, il fratello dell'assassino, perché così lo definiamo, che purtroppo sarà macchiato a vita e dovrà difendersi, anche se inconsapevolmente o comunque ingiustamente, di ciò che lui non ha fatto.